sono all'altezza del centrocampo. Non so se si senta la curva sostenere la squadra come sempre. Scambio dei gagliardetti tra i due capitani. Si dispongono in campo adesso le due formazioni. Si aspetta solo il triplice fischio iniziale dell'arbitro, arbitro Graziella Pirriatore della sezione di Bologna. Uguale. Partita iniziata in questo momento. Subito il lancio lungo da parte della Triestina, appoggio di testa di Andriolo per Pinna che fa su il pallone, subito spazza, rimessa corta, fa su adesso il pallone Sane Peppe, ancora Sane Pappe, gestisce adesso il pallone la Torres, eccolo lì Florencianes, subito prova il tiro al giro dalla distanza, tiro debole centrale, parata facile di Vada. Riprende siamo sulla sinistra, fa su il pallone Zavato, dribbling di Zavato, appoggio per Frau, di testa per Fantasia, ancora Frau, bel lancio per l'inserimento di Andriolo che viene messo a terra, inciampa. Il pallone che finisce sul fondo, sarà rimessa per il portiere Vada. Vada per Vignali, lancio lungo a cercare Liurni, il bomber della squadra, viene fermato benissimo da Gueli che si rifugia in fallo laterale. Della Spollettina rimette in mezzo, palla per Ridolfi che viene chiuso, ma recupera adesso la palla la Torres con Mannoni che prova un lancio a cercare Fantasia, ma il numero 7 è in ritardo, non ci arriva. Adesso prova a gestire la palla il Triestina dalla difesa con Burini che viene pressato da Frau che guadagna un ottimo pallone. Frau deve andare sul fondo, passaggio per Florenzianes, bella palla in mezzo, troppo lunga, non ci arriva Fideli, la recupera adesso Fideli, raggiunge il fondo, bel dribbling di Fideli, viene messo a terra e per l'arbitro non è fallo. Ferma adesso il gioco l'arbitro, anzi no, si continua, siamo fermati solo i giocatori. Restituisce palla Zavato a Vada, non si è ben capita la circostanza in questo caso. Adesso lancio lungo della Triestina a
cercare Salippico, che viene fermato da Andriolo, che mette in fallo laterale. Cristina adesso nuovamente lancio lungo a cercare Ridolfi, che non arriva, palla troppo lunga ed esce in out. Rimessa dal fondo per la Torres, affidata sui piedi di Pinna. Rimessa laterale per la Triestina. Recupera palla Fideli. Fideli si porta la palla fuori. Sarà ancora rimessa laterale per il Triestina. Adesso cerca di recuperare Senepape. Senza fortuna. Chiude bene Gueli su della Spolettina. Spazza il terzino rossoblu, ma riguadagna la palla Triestina. Adesso Ridolfi chiuso benissimo da Mannoni. Mannoni per Andriolo, Andriolo per Zavato. Zavato lancio lungo a cercare Frau, lo trova. 1-2 tra Frau e Florenzianes. Ancora Florenzianes. Viene commesso a fallo su Florenzianes da parte di Morvidoni, l'arbitro non fischia e perde palla l'attaccante rossoblu. Poi la Triestina sbaglia e sarà rimessa laterale per la Torres. Adesso chiude benissimo Accardo su Ridolfi. Palla per Gueli. Gueli per Accardo. Accardo per Mannoni. Mannoni fa girare per Andriolo. Bel fraseggio adesso del rossoblu. Fantasia. Andriolo lancia lungo per Frau. Bel lancio, ma viene chiuso dalla difesa ospite. Rimessa laterale per la Torres. Fideli per Frau. Numero 10 si gira. Palla in mezzo per Florenzianes, ma viene chiuso. Libera la difesa bianconera. Palla per Frau. Frau, tunnel di Frau e si guadagna un'ottima punizione dal limite dell'area. Gran gesto tecnico del numero 10 che salta all'ultimo difensore con un tunnel, poi viene messa a terra e guadagna un'ottima punizione dal limite dell'area. Siamo sulla sinistra, sulla palla ovviamente Frau e Florenzianes. Parte Frau, tiro a giro, secco, respinge coi pugni, Vada. Recupera palla la Torres, Fideli, entra in aria, si allarga, adesso siamo sull'altezza della bandierina, ancora Fideli, si libera di 3 uomini, dietro, cross in mezzo, palla per Frau, stop di petto, prova a girarsi il numero 10, prova il cross in mezzo, sbagliato, la palla che termina fuori. Applausi per il numero 10 rossoblu. Buona l'iniziativa, poco fortunato sul tiro. Ottimo
pressing della Torres, che recupera palla con fantasia, che la perde, prova a ripartire il Triestina, lo fa adesso con Salippico, recupera palla Zavato, esce, prova a lanciare Frau, ma viene fermato fallosamente, per l'arbitro non è fallo. Adesso sulla destra il Triestina con Liurni, prova un cross in mezzo troppo lungo, costretto al retropassaggio Salippico, recupera adesso la Torres con Zavato, stop del difensore rossoblu, palla per Andriolo, Andriolo cerca fantasia ma viene chiuso, fallo laterale, già battuto, Mannoni indietro per Accardo, Accardo temporeggia troppo, sta per perdere palla, Gueli adesso si accontenta del fallo laterale, non rischia lo stop. Palla Mannoni, Frau, ancora Mannoni, Sanepape, adesso viene fischiato un fallo inesistente all'altezza del centrocampo, probabilmente l'autore del fallo dovrebbe essere Frau. Adesso Morvidoni per Ridolfi cerca Liurni ma viene anticipato da Gueli, adesso perde palla di nuovo Morvidoni, prova a metterla in mezzo per nessuno e palla recuperata da Pinna per Sanepape che cerca e trova fantasia indietro per Andriolo nuovamente indietro per Zavato, lancio lungo per lo scatto di fantasia, troppo lungo e sarà fallo laterale. Sanepape, lancio lungo per la testa di Fideli, troppo forte il lancio, la palla esce in out, sarà rimessa dal fondo per il Triestina. Adesso lancio lungo fuori misura, fallo laterale per la Torres, Sanepape allarga tutto per Gueli per Fideli, stop del numero 11, indietro di nuovo per Gueli, nuovo fallo laterale per la Torres che non viene dato e quindi palla per il Triestina, decisione discutibile. Gueli, messa laterale per Fideli che viene anticipato, nuovamente Gueli prova un sombrero, viene chiuso da Morvidoni. Sanepape adesso chiude bene, si rifugia in fallo laterale, batte il Triestina con della Spolettina, palla per Morvidoni, di prima a cercare la testa di Ridolfi, la trova ma niente di fatto, palla per Pinna, lancio lungo per Frau, chiude bene di testa Iozia, della Spolettina allontana, recupera Sanepape, prova un retropassaggio rischioso e recupera infatti palla Ridolfi se ne va sulla destra, si ferma, retropassaggio per Morvidoni prova un cross in mezzo per nessuno, chiude benissimo Andriolo, ancora Sanepape, guadagna il pallone di testa indietro per Pinna
Pinna per Zavatto, avanza Zavatto, se ne Pape, palla per Frau, Frau per Fideli sulla sinistra, ancora fraseggio tra i due, voleva l'1-2 Frau, ma Fideli non si capiscono i due e palla in out. Adesso Morvidoni, lancio lungo a cercare Liurni, lo trova, stoppa, si gira, si accentra Liurni, ancora Liurni, fuori area, prova un sinistro debole centrale, Pinna fa sua la sfera, rimessa dal fondo, lancio lungo di Pinna a cercare sempre la testa di Fideli, che viene anticipato dal capitano Iozia. Il laterale adesso affidato a Frau per Senepape, ancora Senepape per Mannoni, Senepape al centro per Florenzianes, che viene messo giù, non c'è fallo di nuovo, incredibile. Morvidoni adesso allarga per Salepicco, ancora Morvidoni adesso indietro per Burini indietro per il portiere Vada, lancio lungo del portiere, Accardo stoppa, si libera di nuovo, ancora Accardo, se ne Pape al centro per Frau di prima per Florenzianes che se ne va via sulla sinistra, bel filtrante di Florenzianes per Fideli che prova il tiro ma viene anticipato di pochissimo da Nonni che mette in calcio d'angolo. Bella iniziativa rossoblu, primo angolo della gara, ottima l'idea di Florenzianes. Ed è proprio il numero 9 rossoblu a battere questo calcio d'angolo, batte corto per Frau, appoggio di nuovo per Florenzianes che prova il tiro insidioso, libera la difesa bianconera, nuovo cross in mezzo, lunga, prova a arrivarci Vada ma probabilmente non ha toccato il pallone, quindi si riprende con una rimessa dal fondo. Adesso libera Burini, spazza, recupera palla Mannoni per Frau, si gira subito, prova il tiro, troppo alto. Rimessa dal fondo di Vada, testa di Accardo, l'arbitro vede un fallo di Accardo su Ridolfi all'altezza del centrocampo, punizione già battuta, la spolettina per Liurni se ne va sulla destra, si porta il pallone fuori, rimessa laterale per la Torres, batte adesso Gueli, sarà nuovamente fallo laterale. Gueli per Frau che viene anticipato, recupera palla la difesa rossoblu con Accardo che lancia lungo, troppo lungo e Nonni ci arriva di testa, appoggia per Vada, rilancio del portiere, di testa Gueli, adesso la palla è affidata ai piedi di Pinna,
rilancio di Pinna, lungo per la testa di Fideli che viene anticipato da Iozia. Iozia per Saleppico che si libera di un avversario, chiuso adesso da Mannoni, mette in cross in mezzo, testa di Gueli ad anticipare, ma recupera Liurni, prova a metterla in mezzo e guadagna un calcio d'angolo. Ottima la chiusura di Gueli. Liurni, cross in mezzo, libera di testa Zavato, ancora Liurni, punta a Fideli, raddoppio di Frau, Liurni se ne va via tra due e guadagna un altro calcio d'angolo. Cross in mezzo, libera Zavato, si recupera palla Fideli, palla per Frau, bel numero di Frau, se ne va via, palla per Mannoni, scusate, poi si allunga troppo la palla, recupera la difesa bianconera, testa di Gueli, recupera Morvidoni che allarga subito per Liurni commette fallo, viene fischiato e punizione per la Torres. Gueli indietro per Zavato per Andriolo per Fantasia, stop di Fantasia, si gira, guadagna un fallo laterale. Adesso se ne Pappe tiene il controllo, passaggio per Andriolo pressato, guadagna una rimessa laterale. Fantasia prova a girarsi, chiuso da due, alla meglio la difesa bianconera. Adesso Andriolo recupera, ma viene fischiato un fallo di Andriolo. Punizione affidata ai piedi di Morvidoni, siamo all'altezza di centrocampo, palla in mezzo sul nulla, esce Pinna, fa su il pallone. Pinna, rinvio lungo a cercare l'attaccante florenziano. Adesso Fideli, se ne Pape, al centro per Mannoni, lancio per Fantasia, troppo lungo, Paravada. Adesso palla per Accardo che incespica, perde il pallone. Liurni prova il tiro, chiuso bene da Gueli. Zavato adesso fa su il pallone, passaggio per Andriolo per Mannoni per Se ne Pape, ancora Mannoni, spazza Mannoni, chiuso, recupera adesso Accardo che alza il pallone a campanile, ancora Accardo, Se ne Pape, bello il passaggio di Se ne Pape per Gueli se ne va sulla sinistra, ancora Gueli, viene fischiato fuori, ma Gueli era riuscito a tenere il pallone in campo, ma l'assistente sventola la bandierina.
laterale per il Triestina. Burini prova il lancio lungo a cercare Ascione, troppo lungo, palla in out, rimessa subito di Pinna per Senepape per Mannoni, ancora Mannoni, Senepape, siamo all'altezza del centrocampo, Senepape allarga adesso per Andriolo, sulla destra, Andriolo prova ad andare via, frena, indietro per Senepape per Mannoni, Mannoni ancora per Andriolo, era chiuso, doveva girare, recupera adesso la difesa del Triestina. Scivola Liurni, lancio lungo a cercare della Spolettina, tutto solo sulla destra, entra in aria, Spolettina, palla in mezzo, libera Accardo per Mannoni, Mannoni che mette fuori un giocatore a terra a centrocampo, è un giocatore del Triestina ed è Ridolfi. Adesso gioco fermo. Intanto viene estratto un cartellino giallo, probabilmente per Zavato, sicuramente per protesta. Riprende adesso il gioco, Zavato, lancio lungo per Florenziano che viene chiuso da due difensori, libera Burini, Burini adesso lancio lungo a cercare Ascione che viene chiuso da Zavato, indietro per Pinna per Andriolo per Mannoni per Senepape per Frau per Florenziano adesso allarga tutto sulla sinistra per Fideli prova a puntare l'uomo, palla al centro per Senepape per Mannoni che viene chiuso da due, Senepape di prima per Andriolo, allargato sulla destra, chiede l'1-2 con fantasia ma viene chiuso il numero 7 rosso-blu e può ripartire il Triestina. Palla fuori, rimessa laterale per la Torres. Palla indietro per Pinna che scivola al momento del lancio. Palla che esce in fallo laterale. Parata adesso di Pinna su un tiro cross della Spolettina, viene anche fischiato un fallo in attacco di Ridolfi. Punizione per la Torres, Pinna, lancio lungo per la testa di Fideli, troppo alta, non ci arriva al numero 11, adesso grande anticipo di Gueli che recupera palla, passaggio al centro per Mannoni, Senepape ancora per Gueli per Frau che fa il velo, bellissimo per Fideli tiene palla, indietro per Senepape si libera, vedi di Morvidoni, poi prova a mettere in mezzo un pallone ma viene chiuso dalla difesa bianconera.
Rimessa laterale per la Torres già battuta. Mannoni adesso libera. Pressing di Florenzianes e sbaglia Vada il rinvio. La Torres adesso guadagna un buon fallo laterale che batte veloce Frau per Florenzianes. In aria il numero 9 prova a girarsi. Nuovo palla per Frau. Cross in mezzo del numero 10. Troppo basso, mano in area di rigore, non viene fischiato niente. Fischia adesso l'arbitro. Una rimessa laterale per i bianconeri. Viene battuto in questo momento. Gueli in anticipo di testa, viene fischiato un fallo. Punizione per il Triestina. Battuto in questo momento, palla lunga a cercare Saleppico che recupera palla, cross in mezzo, di testa Zavato libera. Recupera palla Vignali. Vignali per Morvidoni. Di testa ancora Zavato libera. Frau di testa per Senepape. Senepape lancia lungo subito per Florenzianes. Si allarga sulla sinistra. Torna indietro adesso per Frau. Lancio lungo per Fideli. È ottimo. Fideli entra in aria. Si libera di un avversario. Viene adesso in terra. E rigore di Fideli. Quando siamo alla mezz'ora del primo tempo. Rigore netto. Fideli in area si libera con un tunnel di un avversario, arriva il raddoppio, viene messa a terra. Sul rigore va Frau. Rincorsa del numero 10. Si attende il fischio dell'arbitro. Parte Frau. Gol di Frau! 1-0 per la Torres. E andiamo così. Frau va a festeggiare sotto la curva. 1-0 Torres. Rigore calciato di potenza di Frau. Alto alla destra del portiere. Riprende adesso la gara. Ricordiamo 1-0 Torres, gol di Frau su rigore. Bella l'entrata in area di Fideli che si è procurato il rigore. Adesso fallo laterale per la Torres. Gueli a cercare Frau. Ancora Gueli calcia addosso a Morvidoni e guadagna un altro fallo laterale. Frau di tacco prova a cercare Florenzianes, ma il pallone è troppo lungo. Rimessa laterale per il Triestina. Pape di testa. Frau. Se viene fischiato, fallo di Florenzianes ai danni della Spolettina.
avanza Nonni, palla per Morvidoni che allarga per Della Spoletina di prima per Liurni, cross in mezzo, libera Zavato, Fideli prova a recuperare palla, ancora Morvidoni allarga a destra per Della Spoletina chiede 1-2 con Liurni, ancora Morvidoni, si ferma Morvidoni, se ne è Pape, commette fallo, fischia l'arbitro, allontana adesso il pallone, rischia il cartellino, se ne è Pape, viene graziato dall'arbitro Graziella Pirriatore. Punizione per il Triestina. Sulla palla Morvidoni. Morvidoni, cross in mezzo, di testa, Fideli allontana. Intanto viene fischiato anche un fuorigioco. Si riprenderà con una punizione per i rossoblù. Batte Pinna, lancio lungo, cercare Florenzianes, non ci arriva il numero 9, adesso Accardo, retropassaggio per Pinna, spazza lungo, Fideli prova di testa, viene disturbato, palla lunga per Frau che viene chiuso da Iozia, un fallo laterale. Frau per Fideli ancora Frau, nessuno fa movimento, Frau prova a inventare, palla per Gueli che riesce a evitare la rimessa dal fondo, ci prende con un fallo laterale per il Triestina, battuto in questo momento, Ridolfi aggancia il pallone, retropassaggio per Burini adesso prova a far avanzare la squadra, palla per Morvidoni allarga tutto per Della Spoletina, anticipa Frau, ancora Frau adesso viene disturbato, probabilmente un fallo, non fischia l'arbitro, Fideli, lancio lungo, non si sa perché, Frau rimane a terra, veramente un colpo al ginocchio. E viene chiamato il cambio. Riprende la gara Morvidoni allarga per Della Spoletina, cross in mezzo, troppo lungo, Andriolo adesso libera e spazza via, Senepape, bell'aggancio di Senepape, si libera di un avversario, subito innesca lo scatto di fantasia che lascia a Florenzianes sulla destra trova un tiro e palla fuori. Intanto sostituzione per la Torres, esce Frau per infortunio, entra al suo posto Sias quando siamo giunti al 38esimo.
Rimessa dal fondo di Vada, lancio lungo, Accardo ci arriva di testa, viene fischiato un fallo su Ridolfi. Subito l'arbitro ha da dire qualcosa a Sias. Adesso Morvidoni per Riozia, cross in mezzo, velenosissimo, la palla rimane lì, libera la difesa rossoblu, libera in calcio d'angolo. Rischia in questa occasione la Torres. Adesso 2 palloni in campo, calcio d'angolo già battuto, cross in mezzo, velenoso, coi pugni Pinna, respinge. Ci arriva adesso dalla Spolettina, chiusura sul cross di Gueli e fa sua la palla a Pinna. Bene così. Lancio lungo di Pinna, palla per Sias. Sias si ferma, Sias se ne va, viene dato il vantaggio, palla a Florenzianes che allarga sulla sinistra per Fideli. Fideli punta all'uomo, cross in mezzo sul secondo palo, troppo lungo, non ci arriva Fantasia, rimessa dal fondo per il Triestine. Rimessa dal fondo di Vada, palla per Ascione, Ascione per Morvidoni, Morvidoni lancio lungo, testa di Accardo che libera, ancora palla ai bianconeri, 1, 2, 3 Ridolfi e Liurni, prova a entrare in area, libera adesso la difesa rossoblu, recupera Vinagli, Vinagli indietro per Burini, entrata in ritardo di Sias in scivolata e cartellino giallo quando siamo al 41esimo del primo tempo. Sulla palla Morvidoni, Morvidoni, palla in mezzo, doppio colpo di testa, libera la difesa rosso-blu, riparte adesso con Fantasia, Fantasia viene trattenuto dal vantaggio, adesso palla per Sias, Sias viene fermato fallosamente da Vinagli, punizione per la Torres sulla destra, Sias batte veloce per Fantasia, Fantasia deve raggiungere il fondo, guadagna un calcio d'angolo, angolo per la Torres, dalla bandierina va a battere Florenzianes, no, lascia il pallone a Mannoni. Mannoni dalla bandierina, cross in mezzo, mischia in aria, il pallone rimane lì, libera la difesa del Triestine, recupera palla a Cardo, prova a rimetterla in mezzo, Sias viene anticipato, Gueli viene fermato, grande recupero di Andriolo, bravissimo Andriolo, su un 2 contro 1 di Sale Picco e Ridolfi, alla meglio Andriolo,
Rimessa dal fondo per la Torres. Va la battuta a pinna. Palla lunga. Stop. Gran recupero di Senepape a centrocampo, indietro per Mannoni. Mannoni ancora per Senepape. Senepape per Florenzianes che si libera benissimo di un avversario. Tiro dalla distanza vicino. Sfiora la traversa. Bellissima iniziativa di Florenzianes. Da fuori aria prova il destro. Di poco fuori. Adesso rimessa laterale per il Triestina della Spolettina. Accardo chiude benissimo. Ancora fallo laterale per gli ospiti. Morvidoni dal limite, palla in mezzo. Recupera Fantasia che libera. Vinagli prova a mettere una palla in mezzo, Fideli libera. Ancora Fideli. Spazza nuovamente. Adesso parla per Vinagli. Retropassaggio per Burini. Burini, lancio lungo per Ridolfi, chiusura di testa di Zavato. Senepape. Si libera di un avversario, palla per Florenzianes. Chiuso. Palla nuovamente per Accardo. Accardo per Fideli. Fideli adesso non capisce il movimento di Florenzianes e recupera palla il Triestina. Quando abbiamo raggiunto il 46esimo, palla Morvidoni prova a innescare della Spolettina. Bella la chiusura di Gueli che guadagna anche un fallo laterale. Palla di Sias per Florenzianes, 1-2-3-2, bellissimo questo scambio. Florenzianes filtrante per Sias, troppo lungo, non ci arriva il numero 14 che prova a evitare la rimessa dal fondo e ci riesce. Quindi sarà rimessa laterale per il Triestina. Fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo, 1-0 Torres, gol di Frau su calcio di rigore alla mezz'ora. Chiudiamo qua il collegamento e ci risentiremo a tra poco per il secondo tempo.